Allora, ospite virtuale, digitale su Zoom qui a Outcorn, oggi abbiamo Fotini Peluso, grazie mille. Ciao. Come stai? Bene, bene, Sì. provata, non c'è un bel tempo, però sto bene. Sono un po' meteoropatica, quindi sto un po' Vabbè, incastrando i colpi. ti capiamo benissimo. Senti, grazie mille per il tuo tempo. Allora, partiamo dalla Compagnia del Cigno, visto che insomma l'altro giorno abbiamo parlato con Ivan Cotroneo, abbiamo parlato con Leonardo Mazzarotto, Francesco Totti, vi stiamo Sì, sentendo un po' tutti. È una cosa che ci ha colpito sono molto. tanti, eh? Sono tanti, sì, 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 esatto. Però una cosa che ci ha colpito molto è in questo momento poi vissuto con difficoltà l'assenza del Covid dalla seconda stagione della Compagnia del Cigno. Tu cosa ne pensi di questa scelta di sceneggiatura? L'assenza del Covid, quindi di No, non che metterlo in scena. non c'è proprio, no, neanche citato, neanche menzionato. Beh, ma in realtà credo che fosse anche una questione, uno, penso che il periodo è quello che è, immagino che poi piano piano si inizierà sempre di più a mettere in scena anche quello che stiamo vivendo e questo fenomeno perché rimarrà nella storia, però penso che appesantirlo adesso, in questo momento che è ancora in corso, con una descrizione approfondita perfino nel cinema, che è l'unica cosa che ci resta, l'unico modo che ci resta per evadere, insomma, mi sembrerebbe un po' Esatto, infatti, e Ivan diceva proprio pesante. questo, cioè la Sì. necessità del sogno, Ma fondamentalmente. certo, ma è l'unica cosa, parlo per me, ma penso che riguardi anche tante altre persone, quello che ci ha fatto evadere di più durante la quarantena dalle quattro mura di casa è stato soprattutto il poter leggere, il poter vedere film, il poter insomma vedere in un certo senso delle storie che ci raccontavano una normalità, se vogliamo, che è Esatto. quanto più distante Vite abbiamo da adesso. prestate, no? Si direbbe. Sì, e poi tra l'altro noi avevamo iniziato a girare prima che iniziasse il Covid, quindi comunque avevamo già iniziato le riprese e di conseguenza non c'era, eravamo all'oscuro Sì. di tutto noi, tutti tranquilli. Sì, poi bisognava cambiare totalmente la sceneggiatura, però sia Esatto. Ivan e anche Alessio Boni dicevano che è stato proprio anche la voglia di dare una finestra sulla normalità, come dire, questo sarà quello che comunque ci aspetta, cioè no, Certo, certo, è stranissimo pensare che adesso sia quasi una situazione utopica, no, la normalità, sì. sembra quasi una cosa, una speranza, una cosa, un desiderio a cui aspirare, in realtà è quello che avevamo tutti i giorni e secondo me è importante ricordarselo adesso per quello che era e per quello che ritornerà ad essere, speriamo tutti. Assolutamente. Senti, che effetto ti ha fatto ritornare e trovare tutta la vecchia banda sul set Ma dopo no, l'ultima stagione? è sempre bello. Se posso essere sincera, a parte la crescita ovviamente individuale e personale di ognuno, non siamo cambiati di una virgola insieme. Cioè, quando ci ritroviamo, il rapporto è rimasto lo stesso, ritorniamo ad essere i bambini in un certo senso che eravamo 2 anni fa, perché poi è molto esplosiva questa età, diciamo, quindi il passaggio dai 16 ai 18 per alcuni, loro sono cresciuti tantissimo, per me anche dai 20 ai 22 io non sono mai cresciuta così tanto come in questi anni, stranamente, quindi c'è stata una grande crescita, penso, personale, però il gruppo è rimasto quello che era all'inizio, cioè ci si ritrova un po' bambini, un po' sempre come se stessimo cominciando le riprese della prima stagione, ecco. Tra l'altro Francesco mi ha raccontato l'altro giorno che avete diverse chat di WhatsApp, non solo Sì, una. no, no, ce ne abbiamo un'infinità. Ce n'è una per spettacolare su tutti, prendere in giro il regista e Ah, quant'altro. Ce n'è... No, sto scherzando, però ce n'è una tra noi, un'altra anche con Ivan. Insomma, ne abbiamo create varie e ogni tanto si creano delle confusioni, infatti, messaggi che devono essere inviati su un gruppo o su un altro. Ecco. Però sì, senti, ma siamo tutti molto in contatto in realtà, ci sentiamo molto spesso. infatti colpisce questa cosa che alla fine non è finta, è vera. Cioè anche Francesco No, e Leonardo dice che voi poi vi sentite veramente. Cioè, ma sì, 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 è un po' più difficile vedersi ovviamente perché abitiamo in parti diverse dell'Italia, quindi è chiaro che ritrovarci tutti insieme è quasi un po' impossibile, cioè io e Leonardo siamo a Roma, Francesco è a Firenze, Chiara Pia è pugliese ma si è trasferita a Milano, Ario pure Milano, Hildegard pure Milano, insomma è un po' difficile trovarci tutti insieme in un unico posto. Nonostante questo siamo sempre in contatto, devo dire ci sentiamo molto anche per scherzare su qualcosa che ci viene in mente, insomma è diventato un po' parte delle nostre giornate, ecco, sentirci. si vede anche. Senti, quanto c'è di tuo in Barbara? Quanto hai portato di Fotini dentro il personaggio?
Ma io penso che ovviamente con tutti i personaggi che si interpretano, cioè è ovvio che si mette in scena qualcosa di totalmente diverso da se stessi, ma ci si porta dentro molto delle proprie esperienze personali, del proprio vissuto e del proprio carattere anche. Questo è inevitabile. Poi Barbara è molto distante da me per le esperienze che ha vissuto soprattutto, cioè ha un passato e ha una vita che è molto differente dalla mia, anche delle esperienze traumatiche e delle fragilità che sono legate quindi a queste esperienze che io non ho vissuto, grazie a Dio, e questo è stato molto difficile comunque mettere in scena anche per rendere giustizia a una fedele rappresentazione della realtà e di certe dinamiche o fenomeni che si possono instaurare in alcuni casi. Io e Barbara siamo molto simili per quanto riguarda la determinazione, cioè entrambe siamo ragazze molto comunque inquadrate, se vogliamo, che si pongono degli obiettivi e tentano di raggiungerli, un po' perfezioniste entrambe. Lei naturalmente, soprattutto nella prima stagione, viveva questa cosa, la riuscita, diciamo, e l'ambizione in modo abbastanza opprimente, anche a causa, insomma, della madre, della famiglia, quindi da questo punto di vista siamo totalmente diverse. La mia famiglia insomma, è un circo, quindi non... Gente più tranquilla. Senti, tra la Sì. prima e la seconda stagione però c'è la tua vita, nel senso che poi sono cambiate tante cose, tu hai fatto dei film importanti come Cosa sarà di Francesco Bruni, la tua Sì. carriera ha preso anche un'altra svolta. Quanto è cambiata la tua vita da quella prima puntata della prima stagione? Tantissimo, ma infatti come stavo dicendo è impressionante perché uno pensa che il liceo è il periodo in cui si cambia di più, il che è vero perché c'è una crescita di anno in anno anche a livello fisico e tutto, sono anni di grande crescita, ma io negli ultimi 2 anni sono cambiata moltissimo, forse anche per una serie di circostanze, una serie di avvenimenti, sia dal punto di vista lavorativo che personale. Lavorativo ho iniziato fortunatamente, incrociamo le dita, a lavorare tanto e con registi bravissimi, quindi sicuro ho avuto una crescita dal quel punto di vista e ho imparato tanto. E poi anche a livello personale, insomma, esperienze, l'università, la fine dell'università, la laurea, l'Erasmus, cioè ho vissuto delle cose che mi hanno cambiata profondamente. Quindi sono tornata completamente cambiata, ma questo secondo me è stato anche positivo per la serie, perché anche gli altri naturalmente in questi 2 anni hanno avuto un'evoluzione ed è stato molto positivo per la serie perché ha permesso di dare ai personaggi anche una verità, nel senso che anche loro hanno passato 2 anni, hanno vissuto delle cose in questi 2 anni e si vede che tornano in un certo qual modo cambiati, che hanno progredito con le loro vite comunque. C'è anche uno spessore diverso. Senti, ma com'è Sì. stato invece avere di fianco un mostro sacro come Kim Rossi Stewart e rimanere tranquilla? Perché poi quello, insomma, sono uno dei passaggi, penso, fondamentali nella carriera di un'attrice, quando ti trovi davanti uno dei più grandi attori italiani, insomma. Sì, rimanere tranquillo tu intendi sul set? Come mi Sì, sono no, nel sentita senso raccontare? non essere agitata perché magari uno dice è un... Ma io generalmente quando lavoro sono molto serena e sto molto nel mio, nel senso che Mm, so qual è il mio lavoro, so che mi devo rapportare con gli altri e che è necessario, mentre si lavora, essere tutti sullo stesso piano, almeno tra attori, perché altrimenti non ci si riesce non si empatizza, è questo il problema. Poi naturalmente c'è tantissimo da apprendere quando sei circondato da persone che hanno una carriera così grande alle spalle, ma anche talmente talentuosi, c'è una soggezione indubbiamente. La cosa che credo mi abbia aiutato moltissimo è Kim. Cioè, nel senso, Kim è stato il primo che appena letto la sceneggiatura ha voluto che facessimo il viaggio per andare a Livorno tutti insieme, perché abbiamo girato prima a Livorno noi, ha tenuto che noi fossimo tutti insieme nel treno, tutta la famiglia, di modo che potessimo parlare e raccontarci un po' di cose. Con me ha parlato tantissimo, ogni volta nelle scene mi chiedeva anche se... mi chiedeva le mie impressioni, mi chiedeva come mi sentivo, mi chiedeva cosa pensavo di fare, se io avevo delle remore o qualcosa che non capivo potevo chiedere a lui, cioè si è creato un rapporto veramente di amicizia e soprattutto di apprendimento, cioè io Kim l'ho utilizzato come una cavia da laboratorio, cioè l'ho studiato come se stavo là che lo fissavo ogni tanto, un po' inquietante, però no, ci siamo legati moltissimo e soprattutto è lui che non mi ha mai fatto sentire, mi ha sempre fatto sentire che io ci dovevo stare lì, che era il mio posto e che avevo un mio ruolo e che stavamo collaborando e questo è stato merito suo.
Senti, a proposito di riferimenti e grandi miti, chi è il tuo idolo assoluto, quello da foto sul comodino? Attore o attrice? Monica Vitti, Ah, beh, però è forse un po' un interessante questa cosa, cliché. tu sei molto giovane, quindi hai recuperato poi... Cos'è che ti Sì, piace sì, di Monica sì. Vitti? Ma di Monica Vitti mi piace cioè credo che incarni alla perfezione ciò che per me deve essere un'attrice, ovvero il fatto di essere così versatile, il fatto di non aver minimamente pudore ad esprimere il modo in cui si sente, quindi le sue emozioni vengono messe in scena nel modo più veritiero possibile e non ha remore a mostrarsi brutta. Cioè, poi questa è una grande parola perché dire di Monica Vitti brutto mi sembra un po', Sì. insomma, è quasi un paradosso, però lei non ha paura di avere una recitazione totalmente sporca in realtà. Cioè, Monica Vitti non è assolutamente una maschera di cera, non è assolutamente una recitazione pulita, una recitazione perfetta, anzi, e sono le imperfezioni e la realtà che porta in scena che poi la rendono grandissima. E io veramente penso che da piccola rimanevo incollata ora nei suoi film. È vero quello Però che sì. dici, perché addirittura a volte c'ha dei tratti clowneschi, no? Quasi, sembra quasi un Sì, clown, c'ha sì, della... sì, no, ma lei è quasi grottesca in alcuni momenti, secondo me, ma anche le espressioni, anche i momenti di dolore vengono messi in scena. Noi quando soffriamo non siamo c'è una bellezza nella bruttura, ma di sicuro le nostre espressioni non sono particolarmente eleganti o aggraziate sempre, questa è la realtà. Mettere in scena una cosa che è perennemente aggraziata o delicata non è vero. È vero, non è la vita reale. Sì. Senti, che tipo di spettatrice sei invece? Cosa ti piace guardare? Film, serie? Qual è il tuo cult, il film del cuore? Film del cuore, anche qua cliché, però film del cuore in assoluto, ovviamente poi dipende molto dai generi, perché guardo tanti film e mi piacciono i generi più disparati, francamente non ho un genere su cui sono fissata, anzi No, apprezzo la allora bellezza. facciamo così. Domani vai su un'isola deserta e puoi portarti un solo film. Beh, 8 e mezzo. Ah, Vabbè, oh, su un'isola deserta mi porto vabbè, 8 e mezzo, certo. cioè devo avere un contatto con la cultura, con la realtà, con la bellezza, insomma, no, 8 e mezzo, 8 e mezzo, ma anche perché, non lo so, personalmente penso come moltissimi, insomma, a me ha toccato moltissimo, ogni volta che lo vedo mi commuovo, quindi è un film che non smette mai di commuovermi. È vero, è Eh, un film monumentale, assolutamente. Senti, che rapporto hai con i social invece? Ho visto che tu sei Pessimo. su Instagram. Beh, su Instagram però dai, non te la cavi. Ci sto migliorando, vero? Sono brava. No, no, non sono una persona molto social, tant'è che ho un profilo pubblico, un profilo privato e il profilo privato è perché era il profilo che avevo quando stavo al liceo e preferisco insomma alcune cose condividerle soltanto con i miei amici e la mia vita più intima, diciamo privata, anche se anche lì non metto mai cose che mi riguardano in modo particolare, però il profilo pubblico all'inizio avevamo un rapporto veramente di odio profondo, dopo un po' abbiamo iniziato a fare amicizia e adesso, spinta anche dal mio ufficio stampa Andreas Mercante, che se non ci fosse lui penso che io mi chiuderei con Salutiamo, una ciao scritta. Andreas. Ciao Andreas, saluti da casa e se non ci fosse lui penso che sarei completamente avulsa a tutto quello che riguarda promozioni, social e quant'altro. Mi sono resa conto piano piano col tempo che è un grandissimo strumento anche per far passare dei messaggi e per promuovere le cose che uno fa ed è importante se uno ha creduto in un progetto anche valorizzarlo indubbiamente. Sarebbe stupido diciamo non approfittarne e non cercare di arrivare al pubblico in un certo modo. A parte questo tento di utilizzarlo in modo più sano possibile, cioè tento di essere il più possibile me stessa e soprattutto di utilizzarlo soltanto per quanto riguarda il lavoro, perché è il mio profilo pubblico ed è quello lavorativo e io non tento di tenere fuori la mia vita privata, ecco. Assolutamente. Senti, il tuo mito invece in quanto musicisti, chi è? Ma i Radiohead a me sono sempre piaciuti tantissimo, i Pixies mi sono sempre piaciuti molto, gli Strokes anche, questi generi qua, diciamo. Eh beh, grazie, da Tom York a Johnny Greenwood.
detto niente. Sì, ho detto poco, insomma, Esatto, però... esatto. Senti, l'ultima Loro... domanda invece è il gioco che facciamo qui al Zoom Corn, lo chiameremo perché ormai è tutto Zoom. Okay. Ti suona il telefonino, Mm. anzi lo smartphone, diciamo che fa un po' più, insomma, telefonino, e appare il nome di un regista. Chi vorresti che fosse? Puoi scegliere chi vuoi. Garrone. Garrone. Perché? Innanzitutto, se mi arriva un messaggio da Garrone, io collasso, cioè se vedo scritto sul telefonino Garrone, che faccio? Me lo do in testa? Non lo so, penso che... Diciamo, dato Matteo, Mi raccomando, non farmi morire. se casomai non risponde alla prima, riprova, che non si sa mai. Esatto, mi raccomando, attaccati a Insisti. te. No, sì, Garrone assolutamente, perché lo trovo un visionario. Cosa ti piace di più di Garrone, il film, di suoi? Cioè, sei più da E... imbalsamatore periodo prima o anche dopo? No, tutto. Cioè, indubbiamente io è stato un regista di cui... Sì, il che è strano perché in realtà poi c'è un altro regista anche nel mio cuore che è Xavier Dolan. Beh, hai E detto di due nomi da niente, eh? Esatto, e entrambi sono due registi che, di cui mi piacciono tutti i film. Non so come sia possibile, non so cosa dire. Me C'è ne sono persa veramente pochi. un punto di vista molto forte, no? Un'estetica fortissima anche. Sì, sì, e io amo tantissimo e soprattutto è un'estetica non finta, cioè trovo un'estetica, non lo so, è l'estetica in cui mi piacerebbe vivere. Poi Garrone, veramente mi piacciono molto tutti i film che ho visto suoi, mi sono persa di sicuro qualcuno, però non mi ha mai deluso e riesce sempre a rinnovarsi, questo intendo per non deludere, perché si rinnova sempre, mette sempre in scena storie nuove, vere, profonde, che suscitano stati d'animo molto differenti, un po' come Dolan secondo me. E l'imbalsamatore credo sia veramente uno dei suoi più belli. È vero, assolutamente. Va bene anche una mail, se ti manda una mail va bene, non ti offendi. Sì, va bene anche un telegramma, tipo. Vabbè, proprio facciamo un telegrammino, ma anche una mail serale, Una insomma. lettera, sì. Senti, l'ultima proprio domanda è: sarà mai una Compagnia del Cigno 3 o è finita qui, secondo te? Me lo dici tu? Mai dire mai. Mai dire mai, mai dire mai. Se devo dare un parere personale sulla Esatto. Puoi conclusione, anche dire mi avvalgo della facoltà di non rispondere. no, io non mi avvalgo mai della facoltà di non rispondere. È un po' da stolti dire questo, però insomma è vero, alla fine parlo sempre, nel bene e nel male. Quindi no, io credo non si sa mai, non ne ho idea e una cosa che ho scoperto quest'anno è che veramente non si può mettere la mano sul fuoco su nulla proprio e ci sono sempre sorprese inaspettate. Però da quello che credo, insomma, almeno per quanto riguarda il mio personaggio e se penso agli altri anche in parte loro, la mia storia è abbastanza risolutiva. Cioè credo che Barbara sia arrivata ad un punto della sua vita, alla fine della seconda, in cui ha risolto molte cose del suo passato e riesce a gettare le basi per un suo futuro in Sì, modo si può concreto. chiudere qua, diciamo. Va bene, Sì, ha risposto. Ha risposto in maniera esaustiva e noi ti ringraziamo. Intanto adesso vai a controllare lo smartphone perché magari vado. su WhatsApp Aspetta. c'è No, ancora no? Vabbè, Niente, vedrai, ancora no. prima di sera. Ok, ci conto, eh. Grazie mille a Federico Peluso per essere Grazie a stato con te. noi e a Ciao, presto. grazie. Ciao, grazie mille. Ciao. Ciao.